In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Schifani incontra i leader dei partiti. Dopo la grave botta ricevuta nell'aula sulle province, il presidente Schifani cerca di ricompattare la maggioranza ed incontra singolarmente i leader dei partiti. Ha incontrato, oltre al presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, Toto Cuffaro della DC, Saverio Romano di Noi Moderati, Raffaele Lombardo dell'MPA e oggi Claudio Durigon, neocommissario della Lega. Manca solo Fratelli d'Italia. Schifani ha chiarito che intende continuare, ma episodi come quello della scorsa settimana non possono più ripetersi. E sottinteso resta il tema del rimpasto, che in ogni caso sarà molto probabile dopo le elezioni europee. I calendiani in giunta a Palermo? A dicembre al comune di Palermo 2 esponenti calendiani, Fabrizio Ferrandelli e Leonardo Canto, sono entrati nel gruppo consiliare Lavoriamo per Palermo, che fa riferimento al sindaco La Galla. Dello stesso gruppo consiliare peraltro fanno già parte esponenti di Italia Viva. In questi giorni si sta discutendo di un ingresso diretto in giunta di Fabrizio Ferrandelli, ingresso sul quale non vi è il consenso di Fratelli d'Italia, a meno che i 2 consiglieri non lascino il loro partito. De Luca prova a strumentalizzare gli agricoltori. In questi giorni di giuste proteste degli agricoltori per i loro diritti, purtroppo la politica cerca sempre di cavalcare e strumentalizzare. Esempio di questo atteggiamento da vecchio politico è il sindaco di Taormina Cateno De Luca, capo di un partito chiamato Sud chiama Nord. De Luca fa politica da tutta la vita. Il suo tentativo di strumentalizzare la protesta di agricoltori e allevatori è così palese da diventare persino imbarazzante. Alleato del Partito Democratico, cioè del partito che in Europa ha sostenuto le norme contro le quali sono scoppiate le proteste, Cateno De Luca arriverà giorno 14 a Palermo a bordo di un trattore e quasi rivendica addirittura la convocazione della manifestazione. Strumentalizzare e usare gli agricoltori e gli allevatori siciliani per i propri scopi politici è davvero cinico e antisiciliano. 2 studenti Erasmus aggrediti a Palermo. La notte tra venerdì e sabato 2 studenti belgi del programma Erasmus sono stati aggrediti, picchiati e rapinati alla Vucceria a Palermo. Avevano passato la serata tra i vicoli del mercato, che nei fatti la sera si trasforma nel centro della movida in discoteca all'aperto. Questi episodi danneggiano fortemente la Sicilia e determinano un clima pessimo tra gli stranieri. Ci auguriamo che il ministro dell'Interno convochi una riunione dei prefetti e questori dell'isola per discutere della grave emergenza dell'ordine pubblico. Riutilizzare le acque reflue. Riutilizzare le acque depurate per usi civili e ambientali, una scelta nel segno dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale che potrebbe costituire una soluzione concreta alla scarsità di risorse idriche che sta mettendo in ginocchio le campagne siciliane. È questo l'obiettivo del decreto dell'assessorato regionale dell'energia guidato da Roberto Di Mauro sul riutilizzo delle acque reflue che, in linea con la legislazione europea e con la legge regionale, disciplina la possibilità di impiego di questa risorsa. La Sicilia è tra le prime regioni in Italia a recepire la direttiva UE in materia. Un aiuto contro la povertà sanitaria. Le famiglie in condizione di povertà sanitaria in Sicilia sono oltre 100.000, per un numero di persone che arriva a sfiorare le 300.000. Per questo assume particolare importanza la 24ª giornata di raccolta del farmaco, che in Sicilia ha visto coinvolte 310 farmacie, 20 in più rispetto allo scorso anno. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.